inizio io, Vieni qua Maurizio. Caro amico ti scrivo, così mi distrago un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Non farmi ridere, vero, dai. Da quando sei partito c'è una grande novità. Era grossa, Lo so, l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Signor Clelle, tocca a lei. Funziona, accendiamo questo. Si esce poco la sera, bravo lei. compreso quando è festa. Non dica queste cose, veramente. E c'è chi ha messo di sacchi di sabbia vicino alla finestra e si sta senza parlare per intere settimane. E quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione e tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà 3 volte Natale e festa tutto l'anno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e festa tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi o i cretini di ogni età. Sulle mani tutti! Andrea! Vedi caro amico, cosa ti scrive e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno poi passasse in un istante, vedi amico mio come diventa importante che in questo istante ci sia Dio. L'anno che sta arrivando, Tra un anno passerà. un anno passerà. E io mi sto preparando, Voi vi state preparando? E questa è la novità. Buon anno a tutti! Buon anno!